Il 4 settembre scorso la famiglia Carrer di Campalto, madre, padre e figlio adulto, residenti in via Orlanda, ai nostri microfoni denunciavano come, a causa dei lavori in corso, si fossero trovati l'accesso alla statale chiuso e per questi imprigionati in casa e addirittura quasi impossibilitati a gettare l'immondizia. Perché noi per portare la spazzatura in strada dobbiamo fare quasi 1 chilometro di strada in bicicletta o a piedi. Mio marito non ha la patente. Cosa facciamo? Situazione leggermente in miglioramento dopo la denuncia ai nostri microfoni. E attraverso la Veritas è stato possibile installare, come promesso, un raccoglitore di rifiuti secchi. Non è stato possibile però installare, nonostante l'altro giorno si fossero recati in loco per installarli, né la campana per il vetro né la campana per la carta. Ma resta ancora molto da fare. Siccome il camion che porta via il vetro e che porta via la carta è più grande rispetto a quello che porta via i rifiuti secchi, non è stato possibile installare né il raccoglitore di carta né i raccoglitori dei VPL, proprio perché l'impresa che sta eseguendo i lavori non ha fatto quello che doveva fare, cioè l'area, perché ci fosse possibile la manovra del camion. Insomma, né l'impresa appaltante né quella appaltatrice, nonostante fosse stato richiesto esplicitamente, si sono preoccupate di prevedere uno spazio di manovra per i camion più grandi, ma non basta. Mancano anche le isole ecologiche in via Casilina, entrata via delle Felci. Il risultato? Molte le famiglie che restano ancora prigioniere dei cantieri e già si pensa a quali azioni intraprendere. Ci troviamo in una situazione veramente imbarazzante. Io credo che sono 3 anni che vanno avanti così, ma è ora di finirla, perché altrimenti la gente è esasperata.